sei ritornato. Alleluia, gloria al Signore, benedica la sua parola nel nostro cuore. Alleluia, vogliamo aprire la Bibbia in Matteo, capitolo 8, leggeremo dal primo verso fino al verso 4, pochi versi. Alleluia, ma c'è un importante insegnamento per noi. Alleluia, Matteo capitolo 8 dal primo verso fino al verso 4. Amen. Se l'avete trovato vi invito ad alzarvi in piedi per la lettura della parola di Dio. Il Signore sia lodato. Amen. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Abbiamo parlato domenica scorsa, se vi ricordate, del sermone sul monte. Abbiamo accennato un po' al criterio, no? Del sermone sul monte. Gesù fa questo sermone, questa predica, parlando non di cose astratte, ma di cose reali della vita quotidiana, per insegnare che il cristiano deve essere cristiano anche nella vita pratica. Inizia con le beatitudini, e abbiamo accennato, no? Queste beatitudini domenica scorsa. È beato chi è povero nello spirito, chi è afflitto, chi ha bisogno, beato proprio perché può sperimentare la grazia di Dio. Quindi è in una condizione di beatitudine, di gioia. E poi il sermone continua parlando del sale della terra e la luce del mondo. Noi cristiani siamo il sale della terra e la luce del mondo, no? Così come il sale migliora il gusto del cibo, il cristiano deve migliorare questa società, proprio con la propria vita, la propria testimonianza. E non sempre purtroppo viene data una buona testimonianza. Purtroppo molti si dicono cristiani, ma non lo sono affatto. Purtroppo il mondo fa di tutta l'erba un fascio. Noi vogliamo continuare a non guardare a ciò che il mondo fa, a ciò che il mondo dice. Alleluia. Vogliamo non guardare ai brutti esempi, non vogliamo guardare alle brutte testimonianze. Vogliamo continuare a dare una buona testimonianza a questo mondo. Amen. Proclamandoci cristiani, ma soprattutto manifestando la nostra fede in Cristo Gesù il Signore. E per questo vogliamo dire: Signore, facci essere sale e luce in questo mondo. Poi nel suo sermone sul monte Gesù parla di se stesso e della legge antica, dicendo cosa? Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. E siccome il suo popolo credeva che la legge è la salvezza, la legge non poteva salvare, né può salvare ancora oggi, perché non c'è nessun uomo sulla terra in grado di adempiere perfettamente, osservare la legge. Ma quando vieni meno in un solo punto della legge, vieni meno in tutta la legge. Ecco perché Gesù dice: io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. È l'unico in grado, in quanto perfetto, esempio, uomo perfetto in tutto, è l'unico in grado di osservare pienamente la legge. È andato in croce senza commettere peccato, senza trasgredire un solo punto della legge. È l'unico in grado di adempiere la legge. In lui tutta la legge è adempiuta. Amen. Quindi in Cristo Gesù noi abbiamo la salvezza, non nella legge.
È Cristo che salva. Amen. Un altro aspetto pratico è l'ingiuria, l'offerta, il perdono. Cosa importante nella vita cristiana. Ingiuria. Siamo offesi. Cosa dobbiamo fare? Reagire? O dobbiamo comportarci da cristiani? Con il perdono, con l'intelligenza e la sapienza che solo Dio ci può donare. Offerta, parla anche dell'offerta. Il cristiano deve imparare a offrire. E Dio ha offerto il suo figliolo. Noi cosa vogliamo offrire a Lui? Noi stessi, il nostro cuore, la nostra mente, le nostre forze, il nostro tempo, i nostri soldi, anche quelli, offrire per il Signore tutto, perché si è dato tutto se stesso per noi. Ma parla del perdono, imparare a perdonare, anche questo è un aspetto pratico del cristianesimo. Parla della concupiscenza, ripudio, adulterio. Sono cose che il cristiano deve fare attenzione ad allontanarle dalla propria vita. La concupiscenza è il desiderio carnale. E Gesù dice chiaramente che siamo uomini e come uomini desideriamo cose carnali, vero? Però abbiamo fatto un'esperienza con Lui, vero? E siamo nati di nuovo. Quindi non sono più io che vivo, dice Paolo, ma è Cristo che vive ora in me. Il cristiano deve manifestare questo cambiamento. Non deve cercare le cose della carne, ma cercare di onorare Dio. Amen? Cercando le cose dello Spirito. Il ripudio. Cos'è il ripudio? Il divorzio. Non è ammesso. Amen? L'adulterio. Dobbiamo stare attenti. Siamo cristiani, siamo figli di Dio. Il mondo ci guarda. Alleluia. Fornicazione. Sono cose che devono essere lontane dalla vita del cristiano. Il cristiano non è come il mondo. Paolo dice: non conformatevi a questo mondo. Non prendiamo la forma del mondo. Noi siamo figli di Dio. Alleluia. Istruzione anche sul giuramento. Non giurate per il cielo. Non giurate per il nome di Dio. Non siamo degni di nominare il nome di Dio. Ma dice: il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Non c'è bisogno di giurare. Se sei cristiano, impara a dire la verità. Dobbiamo dire la verità. Amen? Dobbiamo imparare ad essere coerenti quando prendiamo una posizione. Amen? Amare i propri nemici. Amen? Dio ci dia grazia di realizzare anche questa parte dell'insegnamento di Cristo. Amare i propri nemici. Gesù condanna il formalismo religioso. Non è la religione che salva, la denominazione che salva. La Chiesa non può salvare. Chi salva è Gesù. Gesù istruisce sulla preghiera. Quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, facendosi vedere, no? Ma prega con il cuore, entra nella tua cameretta, chiuditi, nessuno ti deve vedere. Cerca il tuo Dio, il tuo rapporto con il Signore, nello Spirito. Insegna sul digiuno, il vero digiuno. Anche lì, quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico. Gli altri vedono che sto digiunando, sono santo. Sta zitto. Salta il pranzo, gloria a Dio, Signore Santo. Fallo col cuore. Col cuore, amen. Un tesoro in cielo, non fatevi tesori sulla terra. Non bramate d'arricchirvi, perché poi tutto va via. È vero? In cielo cosa ci portiamo? Soldi? Conto corrente? Debiti? Manco quelli ci portiamo. Torniamo a Dio. Il nostro tesoro deve essere il cielo. Dobbiamo inseguire il tesoro che è
nel cielo, perché dove è il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuore, vero? Parla anche delle preoccupazioni, di non giudicare gli altri, dell'esaurimento della preghiera, così via, insegnamenti pratici. Adesso finisce di predicare e al capitolo 8 lui scende dal monte e una gran folla lo seguì. Dopo averlo sentito parlare, ecco, questa folla rimane a inseguire Gesù, non si allontana, non è stanca, vuole ancora stare con Gesù. Una gran folla lo seguì ed ecco un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti. Ecco, Gesù scende dal monte e subito tocca con mano il bisogno dell'uomo. In questo caso c'è questo lebbroso che si avvicina a lui e gli dice qualcosa di meraviglioso, è una preghiera, una richiesta, non so come considerarla, una dichiarazione. Dice così: Signore, se vuoi tu puoi purificare. E questa affermazione è fede, è sottomissione, è riconoscenza, conoscenza del Signore, è un accettare quello che il Signore farà. Signore, se vuoi tu puoi purificare. Io so, Signore, che tu puoi farlo, sei nella tua volontà. Non c'è nulla che impedisca al Signore di operare se non la nostra incredulità. Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Alleluia, che bello questo. Gesù scende dal monte e subito è vicino ai bisogni. Questa mattina io credo che il Signore sia sceso in mezzo a noi. Alleluia, anche in questa mattina in mezzo a noi ci sono dei bisogni. Alleluia, qualcuno l'abbiamo ascoltato, ma ci sono tanti altri bisogni. Magari non le diciamo, ma ognuno di noi ha bisogno del Signore. Amen. Alleluia, vogliamo dire come questo uomo: Signore, se vuoi tu puoi fare ogni cosa, vero? Amen. Alleluia. Questo lebbroso, la lepra era una brutta cosa, una brutta malattia. Lo è ancora oggi, però oggi ci sono delle medicine, grazie a Dio, delle cure, delle terapie che riescono a curare questa malattia, ma all'epoca non era così. I lebbrosi venivano emarginati dalla società, venivano isolati, additati, venivano segnalati con un abito adatto, avevano anche delle campanelle che quando camminavano gli altri potessero rendersi conto c'è un lebbroso vicino e quindi allontanarsi. Era una malattia che è contagiosa e portava sicuramente alla morte. Era una malattia che rovinava proprio la carne. Non rovinava ancora oggi, forse in qualche parte del mondo c'è una malattia che rovina, corrode la carne e porta alla morte. Possiamo paragonare questa malattia al peccato. A poco corrode, rovina, distrugge l'uomo e lo porta alla morte non solo fisica, alla morte eterna. Alleluia. Quest'uomo sapeva che il Signore Gesù poteva guarirlo, sapeva che Gesù era l'unico in grado di intervenire nel suo bisogno. Alleluia, ed ecco che con grande umiltà si rivolge al Signore. Signore lo chiama. Signore, che vuol dire letteralmente padrone. Gesù è il Signore. Amen. È il nostro Signore. Amen. Amen. È il Signore dei signori ed è il Re dei re. Alleluia. È il medico dei medici, vero? Alleluia. Alleluia, è colui che ancora oggi può guarire. Signore, se vuoi. Io non ti dico di farlo per forza. Se vuoi, Signore, tu puoi purificarmi, puoi guarirmi. E se non vuoi, Signore, questa affermazione mi fa comprendere che quest'uomo era pronto anche ad accettare un no da parte del Signore.
Signore, se tu vuoi, ma se non vuoi, io ti amerò lo stesso. Se vuoi, Signore, io so che tu puoi guarirmi, puoi purificare. Se non vuoi, io sarò sempre il lebbroso, ma tu sarai sempre il mio Signore. Amen? E Gesù cosa fa? Stende la sua mano. Alleluia, gloria a Dio. Ancora Gesù stende la sua mano, ancora oggi. La sua mano non è troppo corta per raggiungerti lì nel tuo bisogno. Alleluia. E Gesù, tesa la mano, lo toccò e dice: io lo voglio. Gesù ribadisce la sua signoria. Io lo voglio. Alleluia. Io lo voglio. Amen. Alleluia. Sii purificato. Alleluia. E in quell'istante, vedete, la potenza del Signore. In quell'istante egli fu purificato, fu guarito. In un istante il Signore cambia ogni cosa. In un istante il Signore può guarire. Amen. In ogni istante il Signore ti può salvare. In un piccolo istante tutto può cambiare nella tua vita. Alleluia. Ma come credenti abbiamo sperimentato il tocco da parte del Signore nella nostra vita. Possiamo dire: io ringrazio il Signore perché Egli mi ha toccato. Tu ti sei mai sentito toccare dal Signore? Amen. Ha toccato il Signore veramente la tua vita? È cambiato tutto nella tua vita in quell'istante? Alleluia. Molti procedono nella vita cristiana solo per inerzia, perché è stato bello un giorno, abbiamo ascoltato una bella predicazione e andiamo avanti. Mi sono lasciato attrarre dalle cose così, dalle iniziative della Chiesa, dalle attività. Sono belle persone, brave persone, ho chiesto il battesimo, mi sono battezzato. Ma hai sperimentato il tocco del Signore nella tua vita? Ma puoi alzarti in testimonianza e dire: il Signore ha toccato il mio cuore? Alleluia. O c'è qualcosa che non riesci a comprendere? Ma che cosa significa che il Signore ha toccato la mia vita? Se non l'hai sperimentato, non riesci ancora a comprenderlo, questa mattina chiedi al Signore, non a me, ma chiedi al Signore: Signore, tocca la mia vita. Amen. Alleluia. Fa che io possa sentire il tuo tocco su di me. Devi toccarmi il cuore, tocca il mio cuore, Signore. Ho bisogno di essere toccato nella mente, forse la mia testa. Ho bisogno di capire certe cose, non riesco a capire, di accettarle così per fede. Toccami, Signore. Alleluia, gloria al Signore. Voi sapete la mia testimonianza. E da bambino il Signore ha toccato il mio cuore, mi ha guarito il mio cuore. Ero bambino, avevo 7 anni, avevo una tachicardia al cuore, una valvola chiusa del cuore, 150 battiti al minuto. Un bambino di 7 anni non è normale. Ma un giorno, una sera, dopo il culto, dopo un appello da parte di un pastore che veniva, non me lo ricordo, non me lo scorderò mai, dall'Africa, era un fratello di colore. Dopo la predicazione invitò a venire avanti per qualche bisogno, qualche guarigione. Io andai avanti, spinto da mia mamma. Mia mamma mi disse: vai avanti che Gesù ti guarisce. Poi io quella volta ho sentito il tocco del Signore, ha toccato il mio cuore, ho sentito una mano e il fratello che pregava per me ha toccato il mio cuore, ma io sentivo quella mano impressa non sul petto esternamente, ma dentro di me. Ha toccato il mio cuore da bambino, 7 anni. Da quel momento il mio cuore è stato regolare.
In un istante il Signore ha guarito il mio cuore. Poi cresci in chiesa, cresci nelle vie del Signore, frequenti la scuola domenicale, ma ahimè, anch'io mi sono allontanato dalle vie del Signore e il Signore mi ha toccato una seconda volta quando mi sono convertito. Quando ho chiesto perdono al Signore, ho sentito che il Signore ha rinnovato quel tocco, ho sentito quella mano come quella volta che io non ho mai dimenticato. Stessa impronta, nello stesso posto l'ho sentita qui. Toccando di nuovo il mio cuore, Egli mi ha ristabilito spiritualmente. Alleluia! Il Signore ha toccato la mia vita, lo posso dire, non perché sono dietro un pulpito, ma perché l'ho vissuto, l'ho sperimentato. Ma ancora la cosa più bella per me non è stato quel tocco di tanti anni fa. Ancora oggi sento che il Signore tocca il mio cuore. Amen, alleluia. Amen. Gesù tesa la mano, lo toccò, dicendogli: io lo voglio, sii purificato. In quell'istante egli fu purificato dalla lepre. E Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno. Gesù non ama la pubblicità. Molti pubblicizzano, sapete, con un spot anche la Chiesa. Chiesa sita in via. Noi parliamo di Gesù. Parla di Gesù. Amen. Amen. Non vantare la tua vita. Predica Gesù. Amen. Parla dell'amore di Dio, Amen. della grazia che hai ricevuto. Amen. Amen. Al Signore non è mai interessato farsi pubblicità con i miracoli, ma quando ha agito facendo un miracolo ha fatto del bene. Amen. Amen. Ha cambiato le vite. Alleluia. E questo ancora il Signore vuole fare. Amen. Vuole fare del bene all'umanità. Amen. Vuole fare del bene alla tua vita. Amen. Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Gesù consiglia a quest'uomo, dopo essere stato guarito: mostrati al sacerdote, in questo modo tu sarai riabilitato nella società, non sarai più considerato leproso, quindi dichiarato. Avevano sicuramente dei libri, qualcosa, classificato come leproso. Mostrati al sacerdote, fatti vedere, e questo serva loro di testimonianza che la tua vita è cambiata. Alleluia. Sei stato riabilitato. Amen. Gloria al Signore. Fai anche l'offerta che Mosè ha prescritto. Ringrazia il Signore anche secondo quella che la legge prescrive. Gloria a Dio. E questo dobbiamo fare noi. Dobbiamo farci vedere e non nasconderci. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore pubblicamente e dire: amico mio, il Signore ha fatto cose grandi nella mia vita, può farle anche nella tua vita. Amen. Se come me hai dato il cuore a Gesù, se vuoi dare il cuore a Gesù, amico mio, conoscente, parente, collega di lavoro, Gesù benedirà la tua vita. Alleluia. E vogliamo offrire al Signore continuamente, non offerte in denaro, offrire al Signore noi stessi. Sapete, quando il Signore ha toccato la mia vita, mi sono convertito, io ho sentito il bisogno di dire: Signore, cosa vuoi che io faccia adesso? Quello che tu hai fatto per me è straordinario, hai cambiato la mia vita. Il peccato che era dentro di me, che mi portava alla tristezza, a non gioire della vita, adesso io sento gioia nel mio cuore. Mi ha battezzato lo Spirito Santo proprio in quel momento, quando ho chiesto il perdono al Signore. Chiamai mia mamma, ero felice, parlavo in lingue, questa gioia era irrefrenabile. E mia mamma, che pregava per me, che sapeva la mia condizione, ha solo detto: grazie Signore. Poi potete immaginare una casa, no?
ma lo sai che il figlio ha una certa condizione e non buona di peccato. E poi c'è questo cambiamento che è tutto quello che ti aspettavi, che chiedevi a Dio, e lo vedi che tuo figlio è cambiato e che comunque è lì che loda il Signore. Come ci si sente come genitori? In quella casa cosa c'è? C'è gioia. A me questo è successo a casa mia, gioia. Perché l'ho perduto, sono ritornato ai piedi del Signore. Il Signore mi ha toccato e mi ha ritoccato ancora, ha avuto pietà di me. È la cosa più bella che mi ha chiamato al suo servizio, per servirlo. Amen. Alleluia. Ora vogliamo essere grati al Signore. Amen. Di quello che Egli fa per ognuno di noi. Non vuole che rimaniamo lebbrosi, non vuole che il peccato rimanga nella nostra vita. Il Signore vuole fare tutto nuovo, vuole darci una nuova vita. Amen. E vuole guarirci da questa lebbra spirituale che è il peccato. Alleluia. Gloria al Signore. Lasciamoci toccare dal Signore. Amen. Alleluia. Che è brutto, fratelli, che è brutto veramente per me quando credenti fanno non le stesse cose del mondo, ma anche di più. Quando famiglie si distruggono, dando una brutta testimonianza. Alleluia. Vogliamo dire, Signore, aiutaci. Voglio dire sempre, abbi pietà di me, Signore. Perché non è semplice, fratello. Non è con le parole che siamo cristiani, ma le parole devono essere accompagnate ai fatti. A me qualcuno dice i fatti parlano più delle parole. L'Apostolo Paolo dice: voi siete una lettera vivente, scritta da Dio per tutti gli uomini. Io e tu siamo un messaggio da parte di Dio. Alleluia. Dio ci aiuti. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia.